C'è anche un notaio tra le persone finite sotto inchiesta per la presunta stangata ai danni del venditore di un'area agricola affetto da una patologia psichiatrica certificata. Così le Fiamme Gialle hanno sequestrato terreni agricoli per oltre 2 ettari per un valore stimato di 470.000 euro. Il sequestro preventivo è stato firmato dal GIP del Tribunale di Vicenza. Un provvedimento che arriva al termine di un'articolata indagine della Guardia di Finanza di Noventa, Vicentina, e che vede 4 persone indagate per circonvenzione di persone incapace. Oltre al notaio, 2 imprenditori agricoli e un mediatore immobiliare. Al centro della vicenda la vendita nel 2024 di alcuni terreni agricoli a Lozzo a Testino, nel Padovano. A vendere i beni un uomo ultra sessantenne, residente nel Padovano, che, secondo gli inquirenti, al momento dell'atto non era in grado di tutelare i propri interessi a causa della grave patologia psichiatrica documentata. Un'operazione formalmente regolare, conclusa davanti a un notaio e mediata da un agente immobiliare, ma che avrebbe in realtà favorito 2 imprenditori agricoli, oggi tra gli indagati. È stato l'amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale di Rovigo, della parte offesa, a segnalare il fatto alle Fiamme Gialle. Le successive indagini, tra testimonianze e documentazione sanitaria, hanno portato anche a una perizia tecnica che quantifica il danno economico ai danni della vittima di circa 180.000 euro, dovuto al minor corrispettivo versato per l'acquisto dei terreni. Il sequestro punta a evitare ulteriori dispersioni del patrimonio e si inserisce nell'attività della finanza a tutela delle fasce più deboli, oltre che degli interessi economici dello Stato.